Rieccoci a Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, l'ultima parte. L'ospite l'avete già visto, Dino Baggio. Ovviamente stiamo raccontando la sua storia. Abbiamo parlato già parecchio Dino. Poi Dino Baggio, che cognome con Baggio, un altro Baggio che è stato un pallone d'oro, quindi ti hanno mai scambiato delle volte durante l'arco della tua carriera il Baggio, visto che abitate qui vicino entrambi, insomma? Beh, fisicamente no, è impossibile. No, fisicamente è impossibile. Tecnicamente in campo due robe completamente diverse. No, magari dicevano che eravamo fratelli, perché poi nei mondiali i fratelli... Vabbè, ero contento lo stesso. Era un gran giocatore. Fenomeno. Ma poi come ragazzo anche, di un'umiltà eccezionale. Il procuratore un po' meno, Petrone. Ma devi sempre avere un rapporto dei manager che rompono anche un po' le scatole in giro, ci vogliono questi qua. Perché altrimenti diventa tutto. Sì. E tu giocare con lui, giocavi con... e pensare che ha avuto parecchi infortuni anche come... Sì, lui mi ha sempre detto, se io avessi avuto due gambe normali, non un pallone d'oro, ne avrei 23, beh, era così, lui giocava con una gamba solo. Sì, però magari se ne avessi avute non avrebbe fatto quello che ha fatto ugualmente, la vita non ti sa mai. Sì, dopo sì. Quello che ti può decidere. Però sai, uscire ogni volta da un infortunio grave e fare quello che lui ha fatto, pensa caratterialmente com'era forte. Vabbè, sicura. Sei rimasto in rapporti buoni con lui? Sì, buoni. Allora, poi a un certo punto cominci con la nazionale, guidata da Cesare Maldini, l'Under 21, iniziamo da lì, giusto? L'Under 21 con Cesare Maldini. Che poi ha vinto l'Europeo nel 1992, qui stiamo vedendo immagini della nazionale, e nello stesso anno hai partecipato anche alle Olimpiadi di Barcellona, quindi nella tua carriera hai fatto l'Under 21, hai partecipato alle Olimpiadi, hai giocato con la nazionale maggiore. E Dino, c'è tanta roba, i figli, chi ti ha conosciuto devono essere fieri insomma di te, perché non hai fatto una carriera sotto aspetto agonistico e nel mondo dello sport così di altissimo spessore. E inizi da lì, come inizi il viaggio in nazionale, il tuo viaggio in nazionale? Io allora, l'Under 15, 16, 17, 18, 19 non mi hanno mai preso, per dirti. L'Under 20 mai preso. Inizio nell'Under 21, allora ho fatto il primo anno di Torino, in Serie A, Cesare Maldini seguiva, e mi ha fatto andare in nazionale subito, da difensore centrale, marcatore. Anche sì. E lì io... Questo qui sto vedendo, non so, l'abbiamo già visto 3 volte, guarda, credo sia già passato, poi casomai Marco o Claudio lo riproporrà. Questo è il gol tuo sicuramente. Vede che stiamo rivedendo i gol. Eccolo che questo qui... No, questo è un gol, questo è Baresi e poi sei tu quello che la butta dentro? No, qua è sbagliato, questo sono io. Questo è tu. Questo è il primo gol nazionale che fece a Oporto contro il Portogallo. Fammelo rivedere a rallenti, è una cannonata questa, Dino. Qui vincemmo 3-1 ed era la qualificazione ai mondiali, andata e ritorno. Poi il ritorno ho fatto gol ancora io, l'1-0 a Milano contro il Portogallo. Hai tirato una sassata lì? Sì. L'hai presa di drop, si diceva una volta. Era un bel drop. E allora ritorniamo all'Under 21. Ti prende Cesare Maldini, ti fa giocare stopper. Tutte sì. Ho giocato anche qua a Padova, mi ricordo. E marcavo Pippo Maniero, grande Pippo. L'ho sentito anche l'altro giorno. Pippo era eccezionale. È vero. E poi? Aspetta, che mi sono sbagliato. Marcavo Pippo Maniero quando sono venuto col Toro Padova. Perché poi io in nazionale ho giocato insieme con Pippo anche con l'Under. Però fece gol, oppure fece una mezza rovesciata, era quell'anno lì che alla verso fine della partita una rovesciata spettacolare che il pallone uscì di poco. Non me lo ricordo, so che lo marcavo io Pippo. Perché lui era forte fisicamente, poi di testa era forte. Anche quello per me, lo sai, ho un bel rapporto. Con lui mi sono sempre arrabbiato. Fai una trasmissione, veniamo qua io e lui, lo invitiamo? Sì, lo faccio, no, ma è venuto a venire spesso, se mi arrabbio con lui, è che poteva fare molto di più nel calcio. Era un giocatore ai livelli di Vieri, per me era più forte lui di Vieri. Però ha girato belle squadre. Sì, poteva fare di più, però poteva fare di più. E aveva lo stesso procuratore tuo, tra l'altro. Sì, aveva lo stesso. Allora stavi dicendo con la nazionale? L'Under 21 lì vincemmo il campionato europeo, con la finale contro la Svezia. E lì ho avuto Cesare Maldini come allenatore, che poi me lo sono ritrovato nel 98 ai mondiali di Francia.
perché ritorna lui. Nel frattempo il nuovo allenatore Sacchi, che esordisce nel 91, cioè tu esordisci nel 91, a 20 anni giocava titolare nell'ultima partita di qualificazione di Euro 92, vinta per 2-0 contro Cipro a Foggia, e c'era Arrigo Sacchi in quell'anno lì. Ecco, Arrigo Sacchi, è vero, Dino, io andavo a vederlo quando allenava il Milan, che ha stravolto il calcio di quel periodo lì. Ecco, qual era la qualità maggiore che aveva secondo te come allenatore lui? Lui era pignolo su tutto, nel senso... Ma curava più la fase difensiva? Tutto. Lui era preciso. Teneva la squadra corta? La precisione su tutto, sulla fase difensiva, fase offensiva, e sulle calci di punizioni, calci piazzati. Qualsiasi roba era, e dovevi farla alla perfezione. Poi io mi sono anche accorto che col tempo, se io sbagliavo il metro e mezzo, la palla mi filtrava e mi facevano gol, per dirti. Se io mi mettevo nella posizione che voleva lui, la palla non passava. Cioè, ho fatto, io qua Albertini, aspetta, ti racconto questo, qua Albertini, nell'esercitazione tattica, una volta mi sono trovato legato io e Albertini con una corda. Ci ha legato una corda a me e Demetrio, dove lui andava, io dovevo stargli i 10 metri, dovevo stargli 10 metri, a 10 metri, a qualsiasi parte del campo lui andava. E quello ci ha perfezionato anche nelle posizioni. Con questa corda? È sempre sulla diagonale giusta, e imparavi anche su queste cose qua. Capito, ma poi in campo ci sei tu, ho capito, ti segnava il mezzo metro in più, mezzo metro in meno, però eri tu in campo. Insomma, certo, poi la giocata te la facevi te, però se te tatticamente eri messo bene, potevi giocare anche 6 contro 11, che il gol non te lo facevano. È impossibile. Ma abbiamo fatto tante esercitazioni di 11 contro 4. Ma era più difensivista secondo te? No, lui era offensivista, offensivo. Lui gli piaceva impostare, andare e giocare. Però le sue squadre hanno sempre preso pochi gol anche. Vedi il Milan con vabbè che aveva dei... Guarda che difesa che aveva. È vero che questo. Porca miseria. È vero che questo. Poi la sua squadra giocava in 35 metri, tutti lì. Quindi ti spostavi. Come mai tanti giocatori che hanno giocato con loro un po' nello spogliatoio si arrabbiavano? Perché sai cos'è? Magari dopo diversi anni, con un allenatore che tutti i giorni deve cambiare, o cambia allenatore o cambia giocatore, deve andare via, insomma. Diventa troppo massacrante. Era proprio... Però per esempio ci sono allenatori come in Inghilterra, Ferguson che è rimasto 25 anni, non so, al Manchester, voglio dire, dipende anche dal soggetto? No, dipende anche dalla federazione, cosa vuoi fare, dalla società. Sì, dipende dalla società, voglio dire, perché al di là di tutto poi se uno riesce a mantenere, se qui vicino che abbiamo una squadra di Serie C, la Virtus Vecchia con Gigi Fresco fa presidente, allenatore e direttore, fa tutto lui da 50 anni, voglio dire, è tutto dire. E poi fa bene ogni anno. E poi fa bene ogni anno, è vero. E poi con Sacchi diviene titolare, c'è anche scritto l'asse centrale del centrocampo col coetaneo Demetrio Albertini, tra l'altro che è un amico, partecipa al Mondiale 94 dove sei protagonista, segni 2 reti nelle vittorie contro la Norvegia, dovremmo averle queste, e nella fase di gironi con la Spagna nei quarti di finale, e scendi in campo tutte e 7 le gare della rassegna iridiata e giochi da titolare la finale il 17 luglio 94, ovviamente prendendo i calci di rigore. Le hai giocate tutti quei mondiali lì, no? Sì. In un caldo torrido? Caldo era una roba infernale perché 40 gradi, giocavamo a mezzogiorno e mezzo l'una e con 100% di umidità era incredibile. E anche lì che emozione è stata? Beh, questo è uno schema che praticamente me lo sono inventato io, perché già te l'avevo detto forse la scorsa trasmissione. Sì, ma questa magari ci vedono nelle altre persone, puoi ricontare. Il giorno prima provavamo degli schemi dove io dovevo entrare per fare gol di testa, no? E c'era Beppe Signori che la metteva così, però io andavo a colpire di testa ma la sbagliavo. Ne ho fatti 6-7, ma sbagliavo anche da 2 metri a porta. Sacchi, ecco, si incazzò e mi disse: guarda che se sbagli anche il prossimo, io domani non ti faccio giocare. Proviamo, l'ho sbagliato anche quello, ho detto basta, tutti dentro spogliatoio, via. Io ho detto cavolo, domani non gioco. Poi invece mi sono trovato informazione, aspetta, e ho giocato, ma quello non è uno schema, quello sono andato io dove volevo andare, pensa a te, è il calcio con me, no? Mi sono buttato lì perché secondo me arrivava lì e mi sono trovato in mezzo ai 3 giocatori della Norvegia che erano anche più alti di me, eppure l'ho presa io. Ma non è uno schema. Eccolo qui, sì. Eccolo lì.
Ovviamente. Ma ascoltami, allora succede questo, in allenamento, voglio sapere una curiosità, in allenamento provi, riprovi, a un certo punto fai arrabbiare Sacchi, tant'è che ti dice non ti faccio giocare domani. Quando ti dice che invece che giochi il giorno dopo, prima della partita? Sì, il giorno della partita c'è l'auletta a mattina, fa la formazione, spiega qualcosa e lì ti vedi. Nella notte, nel non sapere che giocavi, non hai neanche dormito, immagino. A parte che il mondiale non si dorme neanche, come fai a dormire? Cioè, se dormi 4 ore sono tante. Sì, ma quelle 4 ore hai pensato, ma non mi farà giocare perché non ho Voi, 1000 pensieri, 1000 robe, sì. Poi quando ti rivedi lì nella formazione si vede che hai bisogno. Beh, si vede che hai bisogno, vuol dire che anche crede nelle tue qualità, sì, di tutto, no? Certo. Ovviamente, no? Perché è facile dire l'allenatore ha bisogno di me, però crede anche nelle qualità. E meno male, mi ha fatto giocare, io ho fatto gol, se no eravamo a casa. E hai giocato tutte e 7 le partite, quindi eri un giocatore base di quella nazionale, eri un giocatore molto importante di quella nazionale. Ho fatto tutte titolari, ma non solo il mondiale, anche altre partite di qualificazione. Ah beh, sì, sicuramente. Lui aveva preso me e Demetrio come i 2 centrali di centrocampo. Poi prendi parte all'Europeo 96 in Inghilterra, dove però viene eliminata al primo turno, e in questa manifestazione scendi in campo solo nella seconda gara del girone che l'Italia la perde con i cechi, con la Repubblica Ceca, e poi arriva con Cesare Maldini. Invece tu partecipi al mondiale del 98, dove sei titolare nelle 5 gare disputate dall'Italia, che viene eliminata nei quarti dopo i rigori con la Francia. Con Cesare Maldini com'è andata lì? Bene, abbiamo fatto un bel campionato, abbiamo vinto tutte quante fino ad arrivare alla Francia. Infatti la nostra paura era incontrare la Francia, perché la squadra di casa, quindi anche un ambiente particolare, e lì noi eravamo sicuri che se passavamo i rigori, naturalmente, o se Roberto faceva il golden goal, perché quella palla che gli è uscita tanto così, se entra lì c'è il golden goal, passi il turno, se noi passavamo la Francia vincevamo il campionato. Sicuro, 100%, perché eravamo forti, però abbiamo avuto lo scoglio di beccare la squadra di casa. E quindi è stata purtroppo una... Siamo andati ai rigori e lì sai, i rigori non sai mai come Vieni confermato anche nella gestione, perché poi di Maldini arriva Zoff in nazionale, e fino all'amichevole, quella famosa che abbiamo citato, dove ovviamente non più convocato per il motivo che abbiamo citato prima. Ecco, in nazionale, Dino, potevi dare di più, potevi fare di più, o hai dato il massimo che le tue possibilità ti permettevano? No, io penso di aver fatto il massimo che potevo fare, sicuramente. Magari potevo avere invece delle 60 presenze, ne potevo avere 80, perché un anno Sacchi mi chiamava, anche se non stavo bene fisicamente, e giocavo quasi niente, poco. Quindi secondo me un'ottantina potevo farle tranquillamente. E le avrei fatte se mi avessero fatto continuare con l'europeo e con l'altro mondiale. Hai fatto 60 presenze con 7 gol, insomma, una carriera di tutto rispetto in nazionale, quindi... E lì ovviamente prendevate i premi in nazionale? No, lì c'era qualificazione. Il secondo posto in America non... Sì, beh, quando arrivi nella finale sì, c'è sicuramente. Per ovvietà di cose. Senti, di quelle nazionali che hai giocato, le partite che hai giocato in nazionale, ce n'è una che ricordi, una formazione che ricordi più delle altre, oppure hanno tutte lo stesso peso? No, per me sono tutte uguali. Certo, quello che ho fatto il gol me ne ricordo meglio, perché il primo gol che ho fatto in nazionale, poi i 2 gol del mondiale, come fai a dimenticarli? Senti, te l'ho già fatto l'altra volta la domanda, no? Ovviamente questa è un'altra trasmissione, però te la devo rifare. Il compagno che hai avuto un rapporto più bello? Non ce n'è uno in particolare, perché andavo d'accordo con tutti quanti, non ero uno che attaccava quello brighe, che non hai avuto un bel rapporto, c'è qualche compagno che ha avuto magari qualcuno che mi incontravo quando ci giocavo contro. No, della tua squadra. Dirimpettaio. No, della tua squadra. Ah no. Nessuno. No. Se metto nella torre tutti gli allenatori che hai avuto, da Enrico, concludendo a Dino Zoff, a Malesani e tutti gli altri, qual è che butti giù dalla torre? Neanche uno. No, da ognuno ho preso sempre qualcosa di diverso. E allora qual è quello che metti nella torre più alta? Sacchi. Nella torre più alta mettiamo Sacchi. Senti, invece l'avversario che ti dava più fastidio, che lo avresti preso anche a cazzotti quasi? Zidane. Marcare Zidane era immarcabile. Dovevi sempre temporeggiare, aspettare. Una volta Zoff mi disse, cerca di anticiparlo, portargli via palla, mister, ma non se ne rende conto che io appena gli vado vicino, questo me la sposta subito? L'unica maniera per marcarlo
è temporeggiare e indirizzarlo da qualche parte, non lo puoi marcare. Esempio, è uno come Baggio, Baggio ovviamente il campione Codino, e quando lo marcavi in allenamenti o l'hai marcato, era difficile marcare pure lui? Non lo toccavo, cioè io preferivo non marcarlo, perché se magari gli entravo, gli facevo male, non mi giocava la domenica, quello è un giocatore che ti fa vincere le partite. Se magari gli fai male in allenamento, preferivo andare da altre parti. Hai giocato con Maradona tu? Io ho giocato, ho visto Maradona, sì, è il primo anno mio di Toro, però ero in panchina e giocavo a Maradona. Falcao, hai giocato contro Falcao? Era molto prima. Lo guardavo vedere giocare, era 10 anni prima. No, sto calcolando i grandi giocatori, Platini. Platini lo vedevo, non c'è mai giocato. Non c'è mai giocato, insomma, era praticamente i giocatori prima della tua carriera. Io vedevo Van Basten, per dirti, ci ho giocato contro. Gullit, Rijkaard, questi giocatori, Matteus. Cioè. Rummenigge, ho fatto tempo. Ah, non era Rummenigge in tempo di partita, pensavo fosse che quello un vecchietto. No, ho fatto tempo perché ha fatto gol, mi sembra che abbia fatto gol nella finale della Coppa UEFA, 3-1. Quindi, senti, al di là, se dovesse chiederti alla conclusione della tua carriera, ti porto un paragone, per un artista, perché tu hai fatto anche teatro, giusto? Era a Pasqua, quando si fa, siccome mia moglie era dentro il teatro, che mi hanno coinvolto, solo in quell'occasione, di fare un gladiatore romano, ma finiva lì. Ah, finiva, no. Ecco. No, ti ho portato questo, non volevo dire nella tua avventura che hai lavorato in teatro per una volta, una comparsa, però gli uomini di spettacolo, chi fa teatro, chi va in un palco, la cosa che manca quando termina la carriera è l'applauso. Cioè l'applauso è la cosa che manca, non mancano i soldi, manca l'applauso. A un calciatore cosa manca quando smette di giocare? Manca anche al giocatore l'applauso. Sai, quello che ti posso dire io soggettivamente sono gli allenamenti. A me mancano gli allenamenti, per dirti. Andare a allenarsi tutti i giorni, andarsi a fare lavoro e divertirsi anche, quelli mancano. La partita non mi manca, perché la partita poi c'è uno stress continuo, devi fare risultato. Ma gli allenamenti sì. E quindi ti mancano gli allenamenti? Quando senti l'odore dell'erba, che mi dicevi prima, il profumo dell'erba, ecco, gli allenamenti sì, ma fisicamente ormai so quello che sono, che allenamenti che vado a fare. Che scarpe usavi? Qual era lo sponsor tecnico? Io ho avuto Diadora e Nike. E le migliori quali sono state? Diadora mi sono trovato bene. E poi le Nike le facevano su misura per te oppure erano di... Quei tempi no. Non le facevano, erano di... Quei tempi no. Di produzione normale, insomma, sì. Erano di produzione. E ovviamente avevi una quantità enorme perché... Quelle che volevi. Potevi avere anche un paio tutti i giorni diverse, però un giocatore quando sforma le sue scarpe, quelle le tiene anche un anno intero. Oggi le cose sono cambiate, ma ai miei tempi, perché oggi metti la scarpa, non ti fa nemmeno le vesciche, la tieni e poi un mese la cambi. Ai miei tempi dovevi prenderla un numero di meno, perché poi si allargavano, quindi unghie nere, poi quando era andata in forma che ci stavi da Dio la tenevi tutto l'anno, anzi era proprio tenuta da una parte per giocarci la domenica. E quindi erano tutte e due buone scarpe, sì, insomma, sì. Andiamo, poi abbiamo l'ultimo break e ti chiedo, ovviamente ne parleremo poco di tutto quel cancan che abbiamo fatto nella puntata di Tutti in Campo Spogliatoi. A tra poco.